La politica in Italia da Venezia potrebbe cambiare, per cui questa è un'elezione valoriale, è un'elezione politica. È il giorno della rivoluzione di Ca' Farsetti, il giorno di Luigi Brugnaro, il sindaco di una Venezia rivoltata come un calzino. La Venezia che ha scelto non solo il centrodestra, ma anche e soprattutto lui, l'imprenditore, sceso in politica. 53% dei voti, sorpasso e successo. 17 uomini della lista in consiglio, un pienone. Dopo la festa notturna, seggi chiusi, è il tempo del messaggio alla città. Dai banchi del futuro nuovo consiglio comunale, Brugnaro è chiaro, a Venezia nasce un laboratorio politico. Chi pensa di avere voti propri offende gli elettori, che siano di destra, di sinistra, di centro, cioè nessuno appartiene più a nessuno. L'elettore è libero e nel segreto dell'urna ha capito ed è fluido, come dico io, è fluido, ragiona, pensa e decide. Continua a respingere l'idea di essere l'alfiere del solo centrodestra, la sua dice è la vittoria trasversale della città contro un muro ben preciso. Io sono partito soltanto perché alle primarie del PD avevano vinto i centri sociali, Rifondazione, SEL, c'è un partito organizzato ed è il partito a cui io ascrivo le maggiori responsabilità del blocco economico, del blocco sociale, della paura, del sospetto, della cattiveria, dell'ingiuria, del tanto io voto lo stesso così. Ma sai quanta gente mi ha detto so che hai ragione, ma comunque voto là. Ma scusate, questa si chiama ottusità a casa mia. Ottusi ma anche oscurantisti e maligni secondo l'imprenditore, il cosiddetto partito del no. Brugnaro si infiamma contro chi lo ha attaccato frontalmente mettendo in dubbio le sue mire e colpendolo con l'arma dei conflitti di interesse. Sapete chi non è in conflitto di interessi? Chi non fa niente e che non ha niente, che però spende i soldi di tutti gli altri, perché questo è il partito del no. C'è gente che sono dei parassiti, di fatto sono dei parassiti. Offese su Facebook e sui social dopo il voto, rispondo con il sorriso, dice a chi mi chiama campagnolo, ma non si risparmia, il colpo di sciabola. È molto peggio essere parassita che essere campagnolo. E forse sono meno campagnoli di tanti veneziani che si arrogano il fatto di essere della città. Chi è più veneziano? Io o questa gentaglia qua? Dalla sicurezza alle navi fino al rilancio della città, l'imprenditore sindaco è un fiume in piena e ricorda a tutti che qui non ci sono più anime e lotte politiche, tanto da aprire ancora una volta il confronto con tutti. Il suo non è il partito del centrodestra, dice, ma qualcosa di diverso. Un partito, il partito del lavoro, delle persone che vogliono pensare a un piano strategico per il comune di Venezia, che includa tutti, nessuno escluso, neanche quelli che hanno votato Casson.